Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Alla domanda, chiederemo alle sibille interattive, faccio bene a contattarlo o a contattarla, perché alcune volte capita che ci sono dei piccoli stacchi e bisogna insomma valutare bene se si può avvicinarsi in modo elegante sia sui social o al telefono. Ma prima di iniziare questa bella sibille interattive che al vostro Marietto piace molto, vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano sul tubo e naturalmente di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram. Vi ricordo che alle 20:30 ogni lunedì sera Ildegana Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e quindi vi aspettiamo. Bene, adesso mischiamo le nostre sibille interattive e vediamo bene se facciamo bene a contattarlo. Faremo 3 mazzetti, lo sapete, i soliti 3 mazzetti, e voi ne scegliete uno e poi vediamo cosa rispondono per voi. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Le nostre sibille interattive, vediamo come ci rispondono alla domanda faccio bene a contattarlo. 1, 2, 3. Mi raccomando, concentratevi bene, incominciate a respirare profondamente, cercate di entrare in vibrazione col mazzetto che si entra in risonanza con voi, eventualmente bloccate il video e scegliete 1, 2, 3. Ripeto, 3, 2, 1, mi raccomando, alla domanda faccio bene a contattarlo, perché alcune volte ci sono momenti in cui ci sono dei blocchi e magari qualcuno è un po' timidino oppure troppo irruento. Allora bisogna valutare bene che strategie bisogna fare e chiediamo alle sibille interattive una mano per darci un consiglio. Bene, partiamo con la prima. Prigione, gelosia, denaro, la matrice e amore. Mettiamoli bene a favore di camera che si possono vedere bene, lo ripetiamo bene: prigione, gelosia, denaro, amatrice e amore. Bene, allora qui si vede subito alla partenza che c'è un piccolo blocco dettato un po' da gelosia e da magari false idee, perché non si capisce bene, perché sul finale la cosa si sviluppa molto bene, no? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro blocco magari, come si suol dire, vedete che c'è il denaro, che vuol dire anche matrimonio vantaggioso su qua, nel senso sul finale, no? Si vede che lo sviluppo è telefonare o contattare a ogni costo e non fatevi in un certo senso bloccare da gelosie. Quindi direi che il primo mazzetto, la stesa, è stata in un certo senso chiarificatrice, perché avete un blocco dettato da gelosie, ma no, non dovete farvi frenare, perché vedete che dal momento che vi attivate, la matrice è una delle più belle carte seguite da amore e da matrimonio vantaggioso all'inizio, simbolo di amore e denaro, anche nel senso materiale, ma anche di qualcosa che di prezioso. Quindi vedete che se lo contattate sicuramente fate bene, o la contattate o lo contattate, sia maschile che femminile. Quindi non fatevi in un certo senso frenare da questo blocco che è dettato più che altro da gelosie o da insomma brutti presentimenti che magari cioè senza magari, perché queste carte amore e amatrice parlano molto chiaro, quindi il vostro freno deve essere un attimino messo in cantina e attiviamoci per farci sentire. Non dobbiamo essere presuntuosi e altezzosi, dobbiamo essere aperti a tutto. Vediamo il secondo mazzetto delle sibille chiacchierine. La riunione, domestico, mercante, falsità e gran consolazione. Qui invece è un'altalena perché siete partiti molto bene, avevate un bel rapporto, c'era anche qualcuno che magari aiutava, però attenzione perché ci sono 2 carte sibilline, persona infida mercante, perché quando è vicino a falsità qui c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto, la vostra comunicazione è un attimino una montagna russa, qui c'è un piccolo scivolone. Siete partiti bene, però alla fine vedo che
se vi impegnate un attimino e lasciate stare questo piccolo scivolone, qualcosa vi porterà soddisfazione. Attenzione quindi a essere parsimoniosi nel contattarvi, o nel contattarlo o nella contattarvi, non date troppo spazio a certi birichini, a certe tendenze, a certi pensieri. Del resto però siete partiti bene perché avevate un buon esito e avevate anche un aiuto. Però a un certo punto è successo qualcosina che però non vi deve far frenare, perché la gran consolazione è sul finale, e quindi diciamo che fra riunione e gran consolazione quel risottino che è nato e che vi ha un po' frenato non servirà a frenarvi, perché con gran consolazione è tutto a posto. Attenzione solamente a qualche scivolone e a qualcuno che fa il doppio gioco con mercante, che fa l'astuto. Bene, terzo mazzetto delle nostre sibille chiacchierine, vediamo un po' cosa ci dicono. Donna di servizio, speranza, dottore, l'amica e disgrazia. E qui invece la situazione è un pochettino traballante, Vediamo che abbiamo delle carte importanti tipo la disgrazia sul finale. Allora, donna di servizio e speranza, insomma, voi avevate iniziato un attimino baldanzose, no? Però c'è stato un piccolo freno, vedete il dottore, qualcuno che ha dovuto mettere a posto le cose, avete sempre un'amica che vi aiuta, però c'è uno stop generalista, c'è un incidente, quindi vi consiglio di non andare oltre le righe, perché la vostra speranza è frenata subito da un dottore che vi dice stop, qui non oltrepassare certe righe, anche se avete delle amiche di qualcuno che vi dice vai tranquillo. Il vostro marietto vi consiglia di aspettare un attimino, perché vedete che se insistete troppo sull'acceleratore poi tutto si brucia, tutto va a ramengo. Quindi avevate iniziato molto bene, avevate le speranze giuste, piccolo intoppo, un'amica che non si capisce bene da che parte sta, e alla fine brutto risultato. Quindi se avete scelto a terzo mazzetto, il vostro marietto o non vi consiglia di non contattarlo o contattarla per il momento, restare su un po' le vostre, e vi consiglia anche di andare magari a prendere la lezione 22 di lezione radiestesia basic, che è online per voi, in cui vi spiega come attivare alcuni circuiti proprio per tagliare di netto alcune, come si suol dire, alcuni blocchi che possono essere cristallizzati da pensieri o da, come si suol dire, operazioni negative di colleghi di lavoro, amiche sui social, o magari anche amiche extra, nel senso che si incontrano per strada, o amici, è ambivalente la cosa. Quindi, cari amici, andate a seguire la lezione 22, soprattutto chi ha scelto la Sibille, il mazzetto numero 3, che vi può dare una bella mano per risolvere questo blocco, perché la disgrazia è lì, non perdete tempo. Lezione 22 del vostro marietto veneziano di radiestesia basic. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram alle 20:30 lunedì. Abbiamo un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!